Siamo molto emozionati, è una giornata incredibile. La prima buona notizia è arrivata. Questa mattina il giudice di pace del Tribunale di Padova ha annullato 3 multe del famigerato Velox di Cadoneghe. È stato accolto un primo ricorso di un cittadino che aveva ricevuto 3 multe per il valore di 700 euro e aveva perso numerosi punti della patente. Valentino Incianu, 33enne, operaio romeno di Campodarsego, eccolo sorridente all'uscita dell'ufficio del giudice di pace. Il gruppo dei multati esulta per questa vittoria e torna a sperare. Siamo veramente soddisfatti perché fin dall'inizio avevamo colto che c'erano delle irregolarità e comunque mancava tutta l'informazione affinché i cittadini sapessero che in quel tratto erano stati installati dei Velox e che il limite di velocità era stato modificato sensibilmente. Il ricorso presentato dal 33enne multato mentre andava dalla suocera era motivato dalla mancanza di segnaletica adeguate, dalla distanza del cartello al punto dove è posizionato il Velox. Noi da qui puntiamo quindi all'annullamento di tutte le sanzioni fino ad oggi elevate, al blocco immediato di tutte le notifiche che nel frattempo il Comune ha continuato a spedire ai cittadini. I ricorsi come quello di Valentino sono centinaia, i multati spesso se li sono scritti da soli senza rivolgersi ad avvocati. C'è un'indagine ancora in corso della Procura della Repubblica, dobbiamo ricordarlo, e soprattutto attendiamo a giorni ormai il deposito della perizia pro veritate di cui il Comune ha dato incarico ad un avvocato affinché analizzasse tutta la documentazione che ha portato all'installazione di quei 2 Velox. Diciamo che oggi è una giornata speciale e speriamo che in qualche modo tutto ormai diventi storia passata.